Passionale, amante della musica all'inverosimile, ha fatto della radio il suo forse unico mondo. Dietro al microfono la sua voce arriva dritta al cuore. Attraverso il suo modo garbato e semplice di raccontare la vita da oltre 20 anni, accompagna la quotidianità dei siciliani. Roberta Lunghi. Ma ciao, ma come sono estasiata, grazie. Sì, devo dire che tutto sommato, nonostante passi il tempo, tu hai detto da oltre 20 anni, sei stato anche buono. Sì, onestamente dico che non è routine. Una cosa bella ed una brutta della tua città, che è Catania. Una cosa bella. Allora, credo che sia bella. Credo che la città sia veramente bella, proprio bella tutta. Bella per il mare, bella per la nostra l'architettura, per quello che troviamo nel centro. Ma non per i catanesi? No, guarda, io non sono una poi estremamente critica. Se ti dovessi dire una cosa per la quale credo che non solo Catania, ma in generale, faccio un discorso un po' più ampio, pecca un po', riguarda le opportunità che si danno, anzi che non si danno alle persone che meritano. Io credo che le chance per chi ha veramente talento, passione, amore per il lavoro. Ma strano, perché in fondo Catania, se ti ricordi bene, negli anni '80 invece dava questa grande possibilità per mettersi in mostra, la famosa Seattle. Beh, tu parli della musica. Sì, vabbè. No, io ti devo per dire... musica intendo soprattutto un movimento giovanile, no? Che si poteva mettere in mostra. Sì, sicuramente. Però io mi riferisco proprio in senso assolutamente lato al fatto che il talento, la meritocrazia, come dire, l'essere in un posto perché sei bravo, perché ce la fai, non è proprio. Non è proprio. Quindi questa è la cosa. Sì, questo secondo me è un po'. Questa cosa è la cosa brutta allora. E la cosa bella abbiamo detto assolutamente, perché è bella proprio come città. Sì, secondo me è proprio bellissima. Vivibile. Beh, oddio, vivibile. Un po' meno in questo periodo. Adesso mettiamo il dito nella piaga perché insomma di vivibilità è bella e basta, cioè ce la guardiamo, ce la ammiriamo, ci guardiamo il mare, guardiamo l'Etna innevata, insomma abbiamo tante cose belle da osservare. Vivibilità meno. Credi di conoscere il mondo? No. Ma con l'esperienza di vita che hai avuto, no, sì, ma dai. tutti quanti hai noi conosciuto abbiamo... tantissima gente. Sì, ho conosciuto tantissima gente e la gente, per esempio, che ho incontrato mi ha permesso di farmi un'idea che le persone in gamba, quelle di talento, sono quelle che non hanno bisogno di farlo capire, no? Cioè lo sono e basta. Tutti gli artisti che ho incontrato mi hanno permesso, per esempio, di capire che più sei di valore e meno ti dai aria, e meno hai motivo per dire io sono di valore. Ma queste domande ti stanno facendo riflettere questa sera? No, in modo... o non te l'aspettavi proprio? No, allora, non me l'aspettavo, però io credo che sia bello questo, perché anche io quando ho conosciuto tanti artisti o tanti personaggi, no? Avevo un'idea prima di incontrarli, quando poi li ho conosciuti, ho avuto modo anche di arrivare all'umanità di queste persone, ho avuto modo di o cambiare opinione o di rafforzare quella che avevo. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha.
anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione